Napoli-Chelsea 2-3. Diciamo subito due cose. Il Napoli alla fine meritava di uscire dalla Champions e la seconda cosa che nonostante tutto i ragazzi hanno fatto una partita eroica. Bella, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, ragazzi, bentornati nella mia analisi a freddo. Oggi naturalmente parliamo dell'ultima partita di League Phase, come ho detto all'inizio, Napoli-Chelsea. E ragazzi, le due verità che vi ho già accennato sono esattamente quelle. Il Napoli meritava purtroppo assolutamente di uscire dalla Champions, lo sappiamo tutti, diciamo almeno i tifosi più onesti lo sanno, perché l'uscita dalla Champions non avviene con la partita di ieri, ma avviene naturalmente durante tutto il percorso con i tanti punti persi contro squadre con cui si poteva fare nettamente di più, a partire dalla partita precedente contro il Copenaghen, che è stata praticamente buttata, dato che siamo stati in superiorità numerica per la maggior parte della partita. Quindi purtroppo meritavamo di uscire, ma come detto, per la seconda verità, non meritavamo di uscire, tra virgolette, con la partita di ieri, cioè nel senso che ieri è stata una partita giocata dai ragazzi in maniera eroica, hanno fatto una partita incredibile, nonostante la stanchezza, nonostante comunque le tante assenze. Hanno giocato veramente bene, messi bene in campo, ragazzi. E ieri è stata una di quelle partite che comunque fa male perdere, perché c'era tutto cuore, grinta, anche gioco, qualità. E quindi perdere queste partite, nonostante tu le stia giocando contro una grande squadra, fa comunque male, perché non meritavamo di appunto la sconfitta. Detto questo, ragazzi, prima di iniziare la mia analisi volevo fare una piccola parentesi, perché come potete magari sentire ho la voce un po' rauca, perché ieri sono stato al Maradona a vedere lo stadio. Ragazzi, Maradona che è veramente sempre, in cui è sempre bellissimo andare sotto tanti punti di vista, l'atmosfera è sempre magica, è sempre elettrizzante, c'era proprio elettricità nell'aria ieri, è stata veramente un'emozione come mi succede spesso, perché ci vado spesso allo stadio e ci tengo a sottolinearlo. Però ieri purtroppo mi sono capitati dei posti veramente brutti, e la cosa più brutta, vi sto mostrando la foto tra l'altro del mio posto, insomma, in cui ero seduto in tribuna Nisida ieri, ragazzi, allo stadio. La cosa più brutta è che ho fatto un video denuncia praticamente sui social, sotto al quale sono stato praticamente insultato continuamente, perché per la maggior parte della gente, soprattutto napoletani, io, dato che conosco, che devo conoscere i problemi dello stadio, mi devo stare zitto e devo scegliere altri posti. Prima cosa, i posti mi sono capitati perché il grandissimo Ticket One non mi ha dato la possibilità di scegliere il posto che volevo, ma mi ha, tra virgolette, costretto a scegliere quelli là. La voglia di andare c'era e quindi sono andato. Non immaginavo che la visibilità fosse così ridotta in quel posto in tribuna Nisida, ma detto ciò, anche perché in tribuna Nisida non ci vado tendenzialmente mai, io vado o nei distinti o in curva, quindi è una zona dello stadio che non frequento, quindi non potevo sapere appieno i problemi di quella tipologia di tribuna. Ma la cosa che mi è dispiaciuta, ragazzi, è dover subire insulti ed essere chiamato occasionale semplicemente perché ho denunciato un disagio che a giro capita a tantissimi tifosi del Napoli. Quindi la mia domanda è: ma perché non posso denunciare? Ma perché dobbiamo stare zitti? Ma perché non possiamo provare a rompere i coglioni alla società, al comune, a chiunque gestisca queste cose, per cercare di arrivare a un risultato, per cercare di arrivare a un cambiamento? No, ma già sta zitto semplicemente perché lo stadio lo conosco, lo devo conoscere e quindi devo scegliere altri posti, non mi posso lamentare. Voglio, ma che cazzo significa, ma vi prego. Quindi mi è dispiaciuta sta cosa, ma nonostante questo, ragazzi, io ho passato una serata fantastica nonostante la sconfitta, perché è stata una partita bellissima contro una squadra fortissima e giocata, ripeto, dalla nostra squadra, dal Napoli, in maniera stoica sostanzialmente. Detto ciò, ragazzi, partiamo con l'analisi. Ripeto, è stata una partita in cui il Napoli era veramente ben messo in campo, c'erano delle giocate che riuscivano, soprattutto nel primo tempo è stata una partita veramente bella, con una girandola di emozioni incredibile. Il Chelsea parte naturalmente abbastanza forte, cercando di pressare alto. La squadra è molto giovane, ha un'età media di 23-24 anni e si vede, perché la gamba c'è, sono più freschi, corrono, spesso vanno praticamente al doppio della velocità rispetto ai giocatori del Napoli, sia per una questione di età e di freschezza atletica, sia comunque anche per una questione di stanchezza da parte dei giocatori del Napoli per le tante partite, come siamo detti più volte. Il Chelsea parte forte, ma il Napoli riesce a tenere botta
a non subire subito un episodio chiave, magari a non prendere gol, e poi col palleggio riesce a sistemarsi bene in campo e riesce comunque ad iniziare, insomma, ad impostare un po' la manovra per provare ad arrivare in area del Chelsea, cosa che succede in un paio di occasioni. Purtroppo però al 19esimo minuto, ragazzi, abbiamo il primo episodio chiave, purtroppo a nostro sfavore, perché Juan Jesus fa un pasticcio in area di rigore. Solito tocco di mano, quest'anno ragazzi è incredibile con questi tocchi di mano, è allucinante. Calcio di rigore confermato dal VAR, ma a quanto pare c'erano pochi dubbi, naturalmente. E Enzo Fernandez, calcio di rigore ragazzi che dallo stadio sembrava letteralmente perfetto. Meretti intuisce, ma purtroppo insomma la palla finisce in rete, e questo è un episodio che, come tanti altri questa stagione, sembrava indirizzare veramente la partita male per noi e in discesa invece per il Chelsea. La cosa che mi ha fatto impazzire invece ragazzi è, come al solito, la tenuta mentale e nervosa del Napoli in determinate partite, e anche in questa c'è stata una reazione tutto sommato furiosa. Abbiamo cominciato subito ad attaccare, abbiamo cercato di affondare subito il colpo per provare ad arrivare al pareggio, e dopo un poco diciamo di sforzo e di fatica arriva al 33esimo ragazzi la giocata, permettetemi di dirlo, da fenomeno di Antonio, o come lo chiamo io o molti Tonino Vergara ragazzi, che finalmente sta trovando un po' di continuità. Io l'ho detto già altre volte, sono circa 2-3 anni che lo dico, che questo ragazzo ha le qualità per giocare in una grande squadra, le qualità comunque per giocare e per determinare. Finalmente sta trovando continuità, e ragazzi l'ha fatto sotto i miei occhi, è stata una cosa favolosa. Praticamente rientra da sinistra, che non so nemmeno perché in quel momento era a sinistra onestamente, rientra, sterza verso l'interno dell'area, ruleta sul difensore incredibile in area di rigore, palla all'angolino di sinistra, ragazzi, un gol spaventoso. E ditemi se qualche pensiero a Kvara in quel momento non è andato, cioè sembrava un po' con le cose che faceva Kvaratskhelia quando stava a Napoli, con le dovute proporzioni e le dovute differenze ragazzi. Però Antonio Vergara è proprio l'emblema dei problemi che ha il calcio italiano, perché un giocatore del genere, e qui c'è una piccola critica, tra virgolette piccola, anche a Conte, non lo puoi scoprire dopo 6 mesi, o non lo puoi far giocare dopo 6 mesi solamente perché ti si sono fatti male praticamente tutti. Cioè, un giocatore del genere, con delle qualità del genere, lo devi mettere prima. Non dico che deve giocare titolare tutte le partite, assolutamente, ma non gli puoi far fare ogni tanto gli ultimi 3-4 minuti. Cioè, questi ragazzi meritano, con questa qualità, di avere spezzoni di gara da inizio anno molto più ampi rispetto allo spazio che ha avuto Vergara. E adesso si sta vedendo la differenza, per esempio, con sole 8 partite, nelle ultime 6, 7, 8 partite, che sta facendo Vergara rispetto a tanti altri pagati milioni e milioni di euro, che alla fine entravano in campo quasi sembrando che ci facessero un piacere. Nomino a caso Noah Lang o Lorenzo Lucca. Cioè, Vergara rispetto a Noah Lang, ragazzi, ha dimostrato molto di più, con molto meno minutaggio rispetto a Noah Lang. Quindi ragazzi, quando io parlavo di Noah Lang che mi innervosiva per l'atteggiamento, parlavo esattamente di questo. E la differenza, se adesso mettete sul piatto Noah Lang e Vergara, mi dovete dire chi tra di voi sceglierebbe Lang invece di Vergara ad oggi. Secondo me nessuno. Pareggiata la partita del Napoli, incredibilmente, ma nemmeno tanto, continua a spingere in maniera abbastanza furiosa, e dopo alcune sortite offensive una bella discesa di Oliveira ragazzi ci premia, perché mette la palla in mezzo e Højlund segna un gol da attaccante puro, da attaccante vero d'area di rigore. Gol meritatissimo, perché Højlund continua a combattere in tutte le partite nonostante un po' di affaticamento fisico e mentale che si vede. E passiamo in vantaggio ragazzi, una partita rigirata completamente rispetto a come era iniziata, veramente, ripeto, tra virgolette relativamente incredibile. E il primo tempo alla fine finisce con noi in vantaggio, nonostante un brivido su un colpo di testa praticamente da solo in aria di João Pedro, che stranamente e fortunatamente la spedisce in curva, anche perché il colpo di testa non è proprio una delle sue qualità migliori. Inizia il secondo tempo ragazzi, purtroppo nonostante le speranze che avevamo tutti sullo stadio, ci scontriamo un po' con la realtà. La realtà dice naturalmente che il Chelsea, che è la squadra del mondo per club in carica, è comunque una squadra estremamente forte nonostante la giovane età, è una squadra che gioca a calcio, che palleggia bene, che pressa, che corre, ed è una squadra che atleticamente è molto più fresca del Napoli. Infatti il problema è proprio questo, è che il Napoli inizia a calare
lentamente ma costantemente durante il primo quarto d'ora praticamente del secondo tempo, cercando di palleggiare ma in maniera più che sterile, lenta e cercando di rallentare la partita, cosa non siamo riusciti a fare completamente. E turning point della partita, ragazzi, è quando su una discesa sulla destra, perché nel frattempo è entrato un certo Cole Palmer che serve la palla a Joao Pedro trova un gol spaventoso, dallo stadio sembrava un gol incredibile, sinistro ad incrociare, penso all'incrocio dei pali, ancora non l'ho rivisto ragazzi, ma mi sembrava diciamo proprio all'incrocio dei pali. E questo è stato il turning point della partita, ragazzi, perché chiaramente lì ti taglia le gambe perché tu stavi interpretando, anche se stavi calando fisicamente, interpretando una buona partita, stavi palleggiando, stavi giocando bene, ti arriva questo ragazzo fortissimo che ti fa un gol incredibile, che veramente dice cazzo, porca troia, questo è il primo gol tiro del secondo tempo, fanno un tiro del genere e segnano. Chiaramente, ripeto, ti taglia un po' le gambe. Conte nel frattempo naturalmente cerca di incitare la squadra, si gira verso la panchina, ma purtroppo ragazzi continua ad avere per il momento almeno veramente pochissime scelte di formazione, soprattutto per offendere, e in generale sono pochi i cambi che poteva fare, erano pochi i cambi che potevano fare ieri e fa quelli là che ci aspettavamo tutti, facendo entrare anche Romelu Lukaku, ragazzi, praticamente gli ultimi 10-12 minuti. Romelo che per carità purtroppo più di tanto nelle gambe si vede che non ha nemmeno quei 10 minuti riesce a farli con una prepotenza fisica come a cui ci aveva praticamente abituati. Purtroppo entra Lukaku e lì succede tra virgolette il patatrack, nel senso che perdiamo una palla sanguinosa sulla sinistra, duetto in velocità incredibile col Palmer e Joao Pedro che infila Meret per la seconda volta insomma di fila, e 3-2 per il Chelsea, ragazzi. Purtroppo errore, palla persa sempre per una questione anche molto di lucidità che continuiamo a non avere per tanti motivi. Diciamo era anche difficile a un certo punto scappare all'indietro, sempre per una questione di stanchezza, e Chelsea naturalmente che ha in quel momento poi definitivamente ammazzato la partita, ragazzi, perché poi da lì il Napoli ha cercato di creare qualcosa, ma veramente si vedeva che il Napoli arrivava a fatica anche nell'altra metà campo, non riusciva ad avere la lucidità e la freschezza. Penso a Spinazzola, penso a Scott McTominay, ragazzi che hanno giocato una partita relativamente sottotono, ma cioè io mi rendo pure conto che non si poteva chiedere di più a un certo punto, anche perché se insieme a Maron si fanno male pure loro, cioè succede, sarebbe un casino allucinante, quindi per assurdo devo anche dire forse è meglio che hanno giocato un po' col freno a mano tirato sotto certi punti di vista, ma anche perché non ce la facevano. Ed emblema della stanchezza e della mancanza di lucidità è un tiro dal limite dell'area da parte di Rasmus Højlund che mi è sembrato, che tra l'altro l'ha svirgolato totalmente, che mi è sembrato più un tiro per stanchezza tendenzialmente, veramente per proprio stanchezza fisica, che un tiro sbagliato per una questione tecnica. Quindi, ripeto, partita che poi scivola bene o male verso la fine. Nei 5 minuti di recupero abbiamo un'occasione incredibile con Romelu Lukaku, da pochi passi di destro prova a centrare la porta, purtroppo c'entra Robert Sanchez che para e quindi ci nega la gioia quantomeno del pareggio, al di là che forse il pareggio ci avrebbe permesso di entrare ai playoff. Però diciamo che sarebbe stato giusto non perderla la partita di ieri, ma detto ciò la partita finisce così e purtroppo perdiamo. Detto ciò, ragazzi, questa partita alla fine cosa ci dice? Ci dice che, come ho detto all'inizio, la Champions non si giudica da questa partita ma si giudica per tutto il percorso. Purtroppo il percorso è stato brutto, definirlo disastroso mi sembra comunque eccessivo per una serie di situazioni che sono capitate lungo appunto il percorso, questa prima parte di stagione che tendenzialmente è finita, però è stata sicuramente una Champions brutta. Abbiamo perso partite anche in malo modo, penso naturalmente a quella col PSV che è finita 6-2, e perso anche tanti altri punti per strada contro squadre con cui si poteva fare veramente molto di più. La cosa che però ci deve far piacere è che soprattutto in questo periodo, nonostante le assenze, nonostante la stanchezza, nonostante tanti problemi, i ragazzi scendono in campo in maniera veramente dignitosa, stando veramente bene in campo, trovando anche delle giocate e degli schemi insomma di gioco in campo che
comunque si vedono, c'è la mano dell'allenatore, comunque si vede che cerca di trovare delle soluzioni per, insomma, cercare di andare a segnare, e anche per cercare di difendere in un certo modo. Quindi questo è quello che ci deve far, tra virgolette, stare tranquilli. Passando ragazzi ai migliori e ai peggiori, e partendo dai migliori, non posso naturalmente non dire che in assoluto il migliore in campo è stato Antonio Vergara. Ragazzi, ha fatto delle giocate veramente che io definirei da fenomeno, con una classe veramente cristallina, giocate che poi spesso erano anche funzionali al resto della squadra. Ha fatto per esempio delle giocate che alla fine, sbagliando il passaggio finale, ma perché ci può anche stare, insomma, che deve ancora finire di prendere confidenza, a volte anche un po' di stanchezza, però visione di gioco e giocate e passaggi che molti altri purtroppo nel Napoli non hanno, quindi veramente in assoluto il migliore in campo. Come migliore in campo voglio citare anche Højlund, che trova il gol, ma al di là di questo lotta continuamente su tutti i palloni, si ammazza durante la partita, e questa è una cosa che a me fa impazzire. E nonostante una stanchezza che soprattutto verso fine partita era totalmente palese, però deve secondo me stare per forza tra i migliori, per forza tra i migliori nella partita di ieri. E un altro tra i migliori voglio citare Mati Olivera, ragazzi, perché nonostante parte lento, però come un diesel migliora minuto dopo minuto, e serve soprattutto 2 assist, perché tutti e 2 gli assist portano la firma di Olivera, che permettono al Napoli nel primo tempo di ribaltare la partita. Quindi assolutamente per me deve andare tra i migliori. Tra i peggiori, ragazzi, troviamo naturalmente Juan Jesus. Mi dispiace perché non ha fatto una partita brutta, però purtroppo anche in questo caso l'errore sul rigore, il tocco di mano, ragazzi, questi tocchi di mano ci stanno veramente massacrando la vita, l'ho detto. Purtroppo pesa sulla sua prestazione, ha preso anche un giallo, insomma delle situazioni non lette benissimo, infatti Conte poi lo fa anche uscire in debito di ossigeno anche lui palesemente, ragazzi, però comunque tra i peggiori in campo. L'altro peggiore è Miguel Gutiérrez, ragazzi, un giocatore che a me piace tantissimo, veramente secondo me potrebbe diventare un esterno di centrocampo, un terzino incredibile, però lo vedo ancora troppo timido, lo vedo timido, sbaglia ancora troppe giocate, spesso fa degli errori venendo dentro al campo col pallone e perdendolo e rischiando di far ripartire in maniera sanguinosa le squadre avversarie. Deve ancora crescere sotto tanti aspetti, però ragazzi io lo aspetterei perché secondo me può diventare un gran bel giocatore. Quindi ragazzi, il Napoli esce dalla Champions, giusto così, guardando il percorso non possiamo dire diversamente, ma dimostra, soprattutto nell'ultimo periodo, di essere sempre una squadra vera e che sa stare bene in campo. E adesso quindi meno impegni, situazione ideale per Conte tendenzialmente, come dicono tutti, e testa totalmente al campionato, ragazzi, perché abbiamo un campionato da raddrizzare, ma perché l'obiettivo è entrare assolutamente nelle prime 4 per fare comunque la Champions l'anno prossimo, quindi raddrizzare in questo senso, provando a sognare, perché sognare ti porta comunque a fare determinati risultati, e provando magari a puntare alla Coppa Italia. Arrivare al Como, squadra difficilissima da affrontare, ma chiaramente è comunque un trofeo, ragazzi, è comunque un obiettivo che si può perseguire adesso senza le coppe europee. Io ho un sogno difficilmente realizzabile, che ragazzi, Vergara titolare fino a fine stagione. Lo meriterebbe a prescindere in questo momento, ma meriterebbe, e spero che succeda, di giocare tantissimo da qui a maggio sostanzialmente. Questa è stata la mia analisi a freddo da ragazzi, ovviamente da tifoso, questa volta fatta praticamente totalmente dal Maradona. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.